Allora, grazie intanto per esserci. Voi sapete che normalmente la stessa partecipazione del Giappone alla Prima Guerra Mondiale è un argomento poco conosciuto, ancor meno ovviamente la partecipazione di reparti, in questo caso navali giapponesi, nell'area europea. Questo è abbastanza poco. Il microfono è acceso? Sì, è acceso, sì. Lo terrò così. Ecco, quindi l'argomento comunque è interessante perché fa parte di quella operazione di apertura che il governo giapponese a un certo punto fa e che lo porterà anche grazie a questo episodio a collocarsi nel novero delle grandi potenze, in particolare navali. Due parole su questa collage di copertina. C'è a sinistra c'è la bandiera da guerra giapponese, sotto c'è il ritratto dell'ammiraglio Sato, che è quello che comanda questa squadra speciale che è nel Mediterraneo. La nave è l'incrociatore Akashi, che è la nave ammiraglia di questa flotta, e la scritta a destra che si legge, perdonate la pronuncia, Dai Ni Tokumu Kantai, significa secondo squadrone speciale navale. Il secondo si capisce dai due trattini del secondo ideogramma, oltretutto. Allora, saltiamo tutta la storia della marineria giapponese, che peraltro fin dal VI secolo, VII secolo d.C. è importante. I giapponesi sono famosi pirati nell'area del Mar Giallo e si spingevano fino al sud-est asiatico. Avevano quindi una grande competenza di produzione navale sul piano delle navi a vela, chiaramente. Per un lungo periodo, mentre le marinerie occidentali, dopo, diciamo nel XVII secolo, si inoltrano fino nell'area del Pacifico e dell'estremo oriente, il Giappone subisce a partire dal 1640 una chiusura interna che fa sì che si crei un grosso isolazionismo del paese, che tende a non avere nessun rapporto con gli occidentali se si escludono i rapporti con gli olandesi e solo in un certo porto. Quando però si arriva all'inizio dell'Ottocento, gli stessi giapponesi si rendono conto del gap tecnologico che nel frattempo si è messo tra loro e gli occidentali sul piano della costruzione delle navi. Quando il Commodoro Perry nel 1853-54 con una squadra navale americana praticamente forza il blocco e costringe il Giappone a rientrare nel sistema dei commerci, i giapponesi decidono di darsi da fare e in tempi rapidissimi, ho detto 1853-54 c'è questa rottura del blocco, e i giapponesi già nel 1857 hanno la prima nave da guerra a vapore e diventano costruttori proprio grazie a ingegneri olandesi, inglesi eccetera che loro assumevano per questo, e già nel 1869, questa è la fotografia, dispongono già di una corazzata. Questa era stata fabbricata, c'è una lunga storia commerciale, insomma è stata costruita per i sudisti, poi i sudisti perdono provvidenzialmente la guerra, poi cercano di piazzarla i danesi durante la guerra dello Schleswig-Holstein del 66 e anche lì la guerra finisce, alla fine la comprano i giapponesi. Non è quindi di produzione giapponese, è interessante che si chiama Kotsu, che significa ricoperta di ferro, d'altra parte anche noi la chiamiamo corazzata, quindi non è che è quello il linguaggio. Quindi diciamo che siamo 3 anni dopo la battaglia di Lissa, che è la prima battaglia che vede uno scontro tra corazzate, e già loro nel 1869 sentono la necessità e realizzano il possesso di una di queste navi importanti. Loro cominciano subito, quindi già nel 1894-95 con la guerra contro la Cina, loro realizzano proprio grossi successi navali. Non è che la Cina fosse una grande potenza in quel momento, comunque loro sperimentano, come vedremo che sperimenteranno anche nel Mediterraneo più avanti. Loro sperimentano sempre e sperimentano la loro prima guerra
con le navi a vapore e vincono e hanno la prima loro grande notorietà internazionale, perché nessuno si aspettava che, diciamo così, un paese che adesso noi diremo del terzo mondo vinca le guerre. Ecco, quindi contro l'impero celeste, perché per quanto scassato era sempre un grandissimo impero, potente impero. La vetrina internazionale loro sarà quella della cosiddetta guerra dei Boxer. Qui vedete un reparto di Marines giapponesi, loro realizzano subito l'unità tra fanteria e fanteria di marina, cioè mettono sulle navi la fanteria di marina. Loro sono quelli che supportano il più grande sforzo organizzativo per liberare il quartiere delle legazioni di Pechino che era assediato dai Boxer, e sono i giapponesi che portano le navi, i trasporti, eccetera. Per dire, il coinvolgimento italiano sarà solo di 40 unità, per capirci, insomma. Quindi i giapponesi però fanno vedere all'intero mondo occidentale e ai russi la loro capacità e la loro forza organizzativa. Ma sarà con la guerra russo-giapponese del 1904-1905 che vedremo il principale successo. La guerra è una guerra terrestre, però viene risolta da una battaglia navale, la famosa battaglia di Tsushima, che peraltro i giapponesi chiamano battaglia del Mar del Giappone, non la chiamano Tsushima, ma gli occidentali la chiamano così. Ecco, qui vedete nella diapositiva l'ammiraglia, e qui sotto ci sono i primi 5 sommergibili, già non riescono ad entrare in linea nella guerra russo-giapponese, ma già nel 1905, alla fine del 1905, hanno 5 sottomarini, che è una cosa abbastanza importante, cioè, ecco. Quindi si stanno dando da fare molto. E la dura sconfitta della flotta russa, una delle più grandi potenze navali del mondo all'epoca, se non altro quantitativamente, non dico qualitativamente, aveva addirittura spostato la flotta del Baltico fino al Giappone con una terribile traversata, questa sconfitta, che peraltro è buffissimo perché tutte le sinistre del mondo esalteranno l'ammiraglio Togo, che è il vincitore della flotta dello zar, perché lo prenderanno come un esemplare di quello che sconfigge l'autocrazia, eccetera. Poi non era proprio così, ma insomma comunque c'è un momento curiosissimo di pubblicità per questo ammiraglio qui presso un uditorio assolutamente curioso. Nel 1902 i giapponesi stringono un trattato di alleanza con la Gran Bretagna, quindi 2 anni prima della guerra russo-giapponese. Poi questo trattato sarà rinnovato nel 1905 e nel 1911 e farà sì che gli inglesi avevano subito capito che questi qui erano promettenti e non volevano averli contro, quindi l'unico modo per non averli contro era allearsi. Quando scoppia la prima guerra mondiale, quindi 28 luglio del 14, il Giappone è legato da un trattato con la Gran Bretagna. Questo trattato non prevedeva però l'ingresso automatico di una delle potenze nella guerra dell'altra, e quindi quando la Gran Bretagna dà un ultimatum alla Germania che scadeva il 4 di agosto del 14. Il 3 di agosto a Tokyo si incontra l'ambasciatore britannico e il ministro degli esteri giapponese, e da parte degli inglesi non c'è nessuna sollecitazione, anzi c'è un tentativo di evitare che i giapponesi entrino in guerra. Qual era la ragione? La ragione è che le forze tedesche nell'area erano poche ma preoccupanti. C'era un'intera squadra navale, quella dell'ammiraglio von Spee, che poi sarà protagonista di una caccia favolosa, insomma, di un paio di battaglie al largo del Cile qualche mese dopo, ed era quello che li preoccupava. A loro bastava che i giapponesi tenessero d'occhio questa flotta tedesca, per il resto non volevano, perché avevano paura che i giapponesi avanzassero pretese territoriali, ovviamente.
E qual era l'ostacolo? Uno, gli Stati Uniti, che erano neutrali, però possedevano le Filippine e non volevano avere a che fare. Gli olandesi, che erano neutrali, ma avevano le Indie olandesi, cioè l'attuale Indonesia, e non volevano avere a che fare con i giapponesi. Poi c'era l'Australia e la Nuova Zelanda, che erano dominions britannici, quindi insomma, avrebbero dovuto seguire le indicazioni di Londra, però in realtà loro non volevano avere come alleati i giapponesi per una cosa che vedremo poi. I tedeschi non rispondono all'ultimatum giapponese perché i giapponesi decidono a questo punto di entrare anche loro in guerra, e per questo fanno anche loro un ultimatum. Lo preparano l'8 agosto, quindi quando ormai la guerra in Europa è iniziata da 4 giorni, realmente, insomma. Lo sottopongono agli inglesi, quali nicchiano un po', ma alla fine non possono fare altro che prenderne atto. Quindi viene presentato un ultimatum alla Germania, la quale non risponde. Ecco, qui nel riquadro azzurro vedete, diciamo così, l'impero giapponese, che comprendeva il Giappone, la Corea e Formosa, Taiwan, insomma, in quel momento. E vedete indicate con le frecce gli obiettivi dove c'erano le posizioni tedesche, cioè in sostanza lì è scritto Qingdao perché la pronuncia attuale Tsingtao, dicevano allora, che era una base tedesca in Cina, e poi le varie isole del Pacifico dove erano insediati i tedeschi, insomma, in quell'epoca. Mi pare di avere anche una piantina di questo Tsingtao, vabbè, insomma, è una piazzaforte, più o meno ricorda Hong Kong, in sostanza tutte le grandi potenze avevano questi pezzettini di Cina che loro utilizzavano come basi carbonifere in origine e poi come basi militari. La dichiarazione di guerra viene estesa all'Austria-Ungheria dopo qualche giorno, il 25 agosto, perché a Tsingtao, nella rada, c'è l'incrociatore austro-ungarico Kaiserin Elisabeth, che si trovava lì, l'unica grande nave austro-ungarica fuori dall'Adriatico, in sostanza, esclusi i sottomarini, e questa si trovava lì non per ragioni particolari, e gli austriaci nicchiano un pochino, ma alla fine la nave viene svuotata dell'equipaggio, ma rimane utilizzata come cannoni, in sostanza per la difesa del Tsingtao, e quindi anche l'Austria-Ungheria, anche il Giappone entra in guerra anche contro l'Austria-Ungheria, quindi con il 25 agosto. Al 25 agosto, insomma, il Giappone è in guerra. Diciamo che ci mette 2 mesi e mezzo a far fuori quel che avete visto, insomma, non era granché, che avevano i tedeschi, e si accredita subito come cioè lui vince subito la sua guerra, insomma, e a quel punto gli inglesi cercano di avere di più, vogliono, visto che questi qui ormai si sono presi quel che si dovevano prendere, tanto era dei tedeschi, quindi a quel punto. Però in realtà i giapponesi sono interessati ad estendere il loro potere in terra cinese, e quindi a loro la guerra europea interessa poco. E il primo tentativo che fanno gli inglesi, siamo ancora verso la fine del 14, è chiedere al Giappone che spostasse un incrociatore che avevano già dal 1913 nelle acque del Golfo del Messico. Questo incrociatore si chiama Izumo, era lì perché c'era in corso la rivoluzione messicana e i giapponesi avevano interessi sia nel lato Pacifico che nel lato Atlantico del Messico, e avevano posizionato lì una loro nave da guerra per tutelare i propri interessi. Quindi gli inglesi dicono: guarda, avete una nave già lì, attraversa l'Atlantico ed è già nel Mediterraneo, quindi non ci voleva molto. Però i giapponesi si rifiutano, e il rifiuto è basato sul fatto che loro non si fidano degli occidentali. Non si fidano degli occidentali perché c'è un pregiudizio nei confronti dei giapponesi, e il pregiudizio è un pregiudizio prima di tutto razziale. Loro colgono l'occasione della prima guerra mondiale e alzano sempre il livello della trattativa che li coinvolgerà, fino a che ottengono sostanzialmente 2 risultati. Il primo è quello di avere la certezza di essere invitati alla conferenza di pace in una posizione di rilievo, cioè
cioè non vogliono essere una piccola potenza invitata. Sapete che poi a Versailles sarà invitato anche l'Honduras, la Liberia, queste cose qui. Lui vuole un posto di rilievo, che poi avrà, e secondo, vuole subito incassare la rimozione del divieto di immigrazione per i cittadini dell'impero giapponese in Australia e Nuova Zelanda. Perché il Giappone in quel momento è in una crisi di sovrappopolazione, ha bisogno di mandare degli immigrati all'estero. E il primo posto che trovano strutturato è l'Australia e la Nuova Zelanda, ovviamente, i quali, per ragioni anche proprio razzisti, non per ragioni economiche, non vogliono i giapponesi. A questo punto loro trattano la questione discriminazione razziale finché Londra consente, e quindi in pratica l'Australia e la Nuova Zelanda rimuovono il divieto di immigrazione e l'Australia entrerà anche nello stesso trattato anglo-nipponico che dava quindi un livello di parità ai giapponesi. Nel frattempo quindi loro nicchiano, prendono quel che intanto gli viene promesso, ma continuano a nicchiare, si offrono di controllare le rotte verso il Capo di Buona Speranza, quindi mandano incrociatori nella zona che va dal Mar di Giava a Aden in sostanza, e quindi proteggono dai sottomarini tedeschi la rotta dalle Indie e dall'Australia verso il Mar Mediterraneo, e concedono quello, ma non se ne parla ancora di entrare direttamente nel Mediterraneo. Però nel momento in cui c'è la famosa battaglia dello Jutland tra maggio e giugno del 16, quando la Hochsee-Flotte, la flotta di alto mare tedesca, cerca lo scontro, avendo un successo tattico ma un insuccesso strategico, perché poi comunque devono rientrare nei porti, e il blocco continentale, che qui possiamo vedere in una cartina dell'epoca, quelle parti in grigie cerchiate sono le aree di blocco che riguardano tutti i paesi, tutte le coste degli imperi centrali, e in cui la flotta britannica con tutti i suoi alleati, che nel Mediterraneo sono anche gli italiani, i francesi e credo anche i portoghesi inizialmente, ma poi dopo ci saranno i greci e poi ci saranno anche i giapponesi, contrastano l'unica scelta marittima che resta ai tedeschi dopo aver cercato lo scontro ma avendolo perduto allo Jutland, che è la guerra sottomarina. La guerra sottomarina diventa la caratteristica, diciamo, dalla seconda metà del 16, soprattutto dall'inizio del 17, diventa una delle caratteristiche. C'era una certa diffidenza nei confronti dei giapponesi da parte degli occidentali per alcuni problemi. Loro avevano una formazione, i giapponesi, una formazione filo-tedesca dal punto di vista culturale e militare. Quindi tanti ufficiali e tanti diplomatici sono nati e si sono formati sulla base della scuola militare diplomatica germanica, e sono un po' in difficoltà, al punto che anche il governo centrale giapponese, che intanto sta cercando di mettere comunque in saccoccia tutto quel che può mettere, no? Perché questo è stato l'utilitarismo del Giappone molto abile in questa fase della guerra. Però ci sono anche degli svarioni. Per esempio a Stoccolma nel gennaio del 15 il locale ambasciatore giapponese, che si chiama Uchida, tratta, sia pure indirettamente, con il rappresentante di Berlino a Stoccolma per vedere se era possibile una pace separata della Russia. In questo caso il Giappone avrebbe cambiato alleanza, perché il Giappone era sempre un po' preoccupato della Russia, perché il confine della Russia era contro la Corea, era proprio lì sopra, insomma, no? Quindi una cosa che si ripeterà poi anche nella seconda guerra mondiale, questo tentativo giapponese di togliere la Russia di mezzo diplomaticamente.
E i tedeschi invece credevano di farcela militarmente, come sempre, sbagliando, e quindi questo tentativo, che pure ci fu, saltò, ma quando venne alla luce il tentativo giapponese a Stoccolma, il Giappone sconfessò il suo rappresentante diplomatico locale, ma disse che era disponibile a condurre negoziati con la Germania unicamente con l'accordo dei propri alleati dell'intesa. Quindi insomma l'avevano proprio fatta, l'avevano anche detto in pratica. Questo è il primo elemento di inquietudine per cui Londra avrebbe voluto appunto coinvolgerlo militarmente in modo maggiore, in modo da non perderne il controllo. Poi avevano una questione di agenti segreti nel Messico, e qui dopo vedremo che torna subito alla questione del Messico, che faceva vari giochi, cioè giocava con uno dei candidati alla presidenza, si chiamava Carranza, contro il suo avversario Pancho Villa, e risulta proprio agli atti un tentativo degli agenti giapponesi di assassinare col veleno nel caffè Pancho Villa. Ecco, qui abbiamo veramente tutte le abbiamo. Ecco. Comunque era un alleato che aveva dei margini di ambiguità. A un certo punto però, la cosa che fa scoppiare l'incidente più grosso è il famoso telegramma Zimmermann. Il caso del telegramma Zimmermann è quando il ministro degli esteri tedesco di questo nome, Zimmermann, cerca di coinvolgere il Messico perché si facesse parte diligente con il Giappone perché cambiasse alleanza, e il Messico avrebbe dovuto impegnare lungo il Rio Grande le truppe americane in maniera da ridurre la possibilità che gli americani scendessero in guerra in Europa. Questa operazione complicatissima che fanno i giapponesi viene smascherata dal servizio segreto britannico, e gli americani lo pubblicano sul giornale, e i giapponesi, qui c'è il New York Times, c'è dove è scritto Statement of the Japanese Embassy, c'è una dichiarazione che dice è mostruoso che noi siamo coinvolti in questa cosa, eccetera, eccetera. Vedete che qui siamo al New York Times del 1° marzo, ma la successiva diapositiva è tutta pagina della stampa del 3 marzo, quindi voglio dire, cioè, presa con grande... e vedete quella seconda colonnina, dichiarazione di Lansing, è ingrandita di qua, la protesta del Giappone, c'è il Giappone che protesta duramente per essere stato coinvolto in questa faccenda in cui lui nega di avere qualsiasi responsabilità. Presumibilmente è vero, anche se loro avevano... Vedete che rilievo dà anche un giornale, diciamo, periferico a tutto questo, come poteva essere la Stampa di Torino. L'Italia fa uno svarione per il proprio rappresentante a Tokyo, inizialmente ci crede e fa una figuraccia, perché anche se ci credi devi stare zitto, quindi rischia il suo posto, e come sarà verrà poi ritirato da Tokyo, e chiarirà tutto l'ambasciatore italiano a Washington, manda un messaggio dove dice a Sonnino, scrivendo che ha parlato con il segretario di Stato americano, rilevando il duplice insulto gratuito fatto dalla Germania al Giappone, con ritenerlo capace di tradire gli alleati e con l'asservirlo a un Carranza, cioè un Carranza qualunque che passa della strada. Ecco. Comunque lui dice gli americani dubitano che Carranza abbia effettuato a Tokyo il passo suggeritogli da Berlino. Anche perché non c'è stato il tempo, anche i messicani stessi sono un po' presi, è che gli avevano proposto un sacco di quattrini, e soprattutto che se andava bene gli restituivano tutta la parte degli Stati Uniti che avevano perduto nella guerra del 1848-49, quindi c'era anche tutta questa storia. Insomma, diciamo che questo affare Zimmermann spinge i giapponesi a dover far vedere che insomma sono davvero alleati, e quindi arriviamo al punto che uno squadrone giapponese, questo famoso secondo squadrone speciale navale, verrà mandato nel Mediterraneo. Qui ci sono New York Times e il Sacramento Union, sono quasi uguali i due articoli, dice cacciatorpediniere, veramente dice cannoniere nel testo inglese, ma insomma vuol dire quello. Raggiungono i porti francesi, navi militari aiuteranno nella guerra contro il sommergibile, l'esperimento potrà essere prorogato, quindi in un primo tempo sembrava proprio una cosa di qualche tempo
eccetera. È interessante che ci si dà un grosso rilievo perché bisognava recuperare la caduta di stile di alcuni incidenti diplomatici malandati del Giappone. Qui vediamo che nel frattempo la flottiglia è mandata nel Mediterraneo ormai ed è per cooperare con le forze navali degli alleati, to cooperate with the naval forces of the allies, come dice alla Camera dei Comuni il ministro del blocco, perché gli inglesi hanno anche un ministro del blocco, di blockade. E poi dice che i Japanese gunboats sarebbe sempre cannoniere, in realtà c'è questo all'inizio, non sanno bene che navi arriveranno, insomma, ecco, ma quello che cercano in realtà erano cacciatorpediniere, perché il problema erano i sottomarini. Ecco, questa è una foto colorata digitalmente, c'è scritto anche. Comunque questo è uno dei, insomma, questo era il tipo di nave che viene mandata, il cacciatorpediniere Katsura, che in questo caso è a Brindisi il 4 luglio del 17, ma era per farvi vedere di che navi parliamo, insomma. Sono navi da 650 tonnellate di stazza e portano a bordo 92 uomini in genere, insomma, non più di 100 comunque. Ecco. Queste navi partono da Tokyo, fanno tutta la rotta Colombo, Aden, Colombo è adesso Sri Lanka, Ceylon, e fino a Port Said. A Port Said già quando escono nel Mediterraneo trovano subito una nave da trasporto truppe inglesi, quindi cominciano subito a fare il loro lavoro, che consiste nello scortare navi alleate e ovviamente osservare l'eventuale presenza di sottomarini. Quindi già da subito loro partono con questa iniziativa. Ecco, adesso qui la tecnologia non mi consente di farvi vedere il filmino da qua, ma lo sospendiamo un attimo, aspettate un attimo, lo sospendiamo qui, io me ne vado a prendere un filmino perché secondo me vale la pena di vederli, questi giapponesi. E quindi anche perché dà un po' il contesto. Eccola qua, questa è la Kashi, l'incrociatore, questa è filmata, c'ha un secolo ormai, eccola qua con la sua bella bandiera. Qui dirvi dove siamo, non lo so, nel Mediterraneo da qualche parte, insomma. Quindi ecco qua, vedete, dura pochissimo il filmato, però dopo vedete che ci saranno i marinai che scendono a terra. Eccoli qua, perché è una cosa che sempre per la questione delle discriminazioni razziali loro si facevano vedere sempre dappertutto ordinati, precisi, schierati, quindi era un po' un tentativo anche riuscito ecco, così contenti. E qua torniamo alla nostra presentazione. Eccola qua, io parto da qui, dalla disposizione corrente, eccoli qua. Questi sono degli ufficiali che partecipano a una manifestazione a Malta, vedete ci sono le signore con i cappellini, ci sono anche loro, e poi qui, eccoli qua, vedete schierati. Qui potrebbe anche essere dopo la fine della guerra, ma comunque ci sono diverse fotografie di questo genere. Questa era bella perché si vedono anche gli edifici, e qui sono belli schierati come gli altri, cioè questo loro volevano che fosse chiaro che loro erano come gli altri. E diciamo che dal punto di vista propagandistico il lavoro che fa questo squadrone, che visiterà tutti i porti del Mediterraneo, Londra, Marsiglia, Tolone, Salonicco, vanno, scendono, sfilano e fanno un po' la loro bella figura. E vabbè, vediamo qui quella incrociata, ecco, questa è l'area, vedete sono segnate qui le rotte, questa è una cartina del Times, insomma ci sono le varie rotte. Loro seguivano la rotta da Tolone ad Alessandria, da Malta ad Alessandria, da Brindisi sempre ad Alessandria, cioè seguivano questi tre filoni e facevano il pattugliamento. Ecco, qui c'è un'altra fotografia sempre del Times, molto bella, che un po' si vede che è datata, ma insomma, destroyers sarebbero i cacciatorpedinieri, distruttori letteralmente.
Ecco, qui ce n'è un altro perché appunto nella serie dei filmini ce n'è anche uno carino sull'addestramento. Vi ricordate che ho detto che loro tenevano moltissimo alla fanteria di marina? Quindi ecco, qui siamo a Tolone presumibilmente, la nave è ferma in porto e la fanteria si addestra con le loro tecniche. Vedete, quelli sono dei fucili di legno con una palla davanti in modo da non farsi male, e hanno le loro maschere, e questo dura così per qualche minuto, fa sempre la stessa cosa, ma possiamo andare avanti, insomma, giusto per cambiare, cambiano solo ecco, quindi loro curavano sempre e lo facevano in maniera molto elegante, eccetera, e si facevano vedere, insomma, avevano questo loro costume e si tenevano in esercizio, diciamo. Anche questo lo possiamo chiudere, torniamo alla nostra presentazione. Allora, dalla diapositiva corrente, qui purtroppo non si... eccolo qua. E veniamo a uno degli episodi più importanti, drammatico. Questo è il Transilvania, che è un transatlantico britannico, 14.000 tonnellate, una nave di lusso costruita per la Cunard Line, cioè una delle principali compagnie di crociere dell'epoca, ed è stata varata, poveretta per lei, il 23 maggio del 14, cioè pochi mesi prima dello scoppio della guerra. Nel febbraio del 15 passa a un'altra compagnia di navigazione e viene messa a disposizione dell'ammiragliato come nave trasporto truppe. Imbarcava 3.500 persone, quindi era parte da Marsiglia il 3 maggio del 17, scortata da 2 cacciatorpedinieri giapponesi, il Matsu e il Sakaki. Trasportava 3.500 persone, equipaggio, soldati diretti ad Alessandria d'Egitto via Salonicco per unirsi alle truppe del generale Allenby, che sta facendo la guerra ai turchi in Mesopotamia, e c'è a bordo anche un gruppo di 64 infermiere della British Red Cross Society, della Croce Rossa britannica, destinate a un'unità ospedaliera in Palestina. Transilvania navigava a zig-zag, come era previsto dal protocollo di navigazione dell'epoca, e davanti c'erano uno dietro, uno davanti, i 2 cacciatorpedinieri. Vediamo se... dopo lì avevo messo l'appunto per ricordarmi, il 7 ottobre 2011 i carabinieri sommozzatori di Genova trovano il relitto di questa nave, che come avrete capito va a fondo, ma lo recuperano. Ecco, siamo in quella zona dove c'è la stella, tra Savona e Spotorno, di fronte al comune di Bergeggi, il comune della Riviera Ligure, e quell'isoletta vicino al Segno Rosso è un'isola che si chiama Isola di Bergeggi. Siamo a quel punto, siamo alle 11 del mattino del 4 maggio, sera del 3 maggio a partire da Marsiglia, alle 11 del mattino si trova lì, poco a largo di Savona, eccetera, eccetera. Viene avvistato dal sottomarino germano, sotto un sommergibile giapponese U-63. Questo U-63 è comandato da un giovane capitano di vascello, si chiama Otto Schulz, non ancora 33enne, e gli lancia contro, con successo, un primo siluro a distanza di circa 1000 metri. La zona non era sicura, per questo c'erano i cacciatorpedinieri, perché il giorno precedente nelle acque di Rapallo, insomma da queste parti, lo stesso U-63 aveva affondato un piroscafo Washington che trasportava 7 locomotive e materiale per 350 vagoni ferroviari, cioè un peso enorme, e carico di rame, acciaio, altro. Immaginate cosa c'è sotto il mare, insomma. E questo qui l'aveva buttato giù. Il Transilvania viene colpito sulla fiancata sinistra, presumibilmente nell'area della sala macchine. Scarta subito lateralmente e comincia a imbarcare acqua. Il comandante, nell'intento di salvare la nave e nello stesso tempo di favorire operazioni di salvataggio, accosta verso terra, ma il Transilvania si blocca, perde la spinta, cioè non è più controllato, non è più governabile, perché le macchine non funzionano. Fanno in tempo a mettere 2 scialuppe e a far scendere
Dov'è la cosa? Qui ci sono il Corriere della Sera, vedete quanti giorni passano dal 4 maggio al 25 e anche il 27, cioè la censura militare non faceva mai passare prima di un certo tempo i messaggi, ma volevo arrivare a quello che descriveva, eccolo qua. C'è il New York Times per giorni di seguito pubblica, vedete che c'è, io sottolineo, women first, cioè prima le donne, viene il grido, no? Perché ovviamente è un po' retorico, l'ho raccontato, allora le donne, le infermiere scendono, però agli soldati dicono give us a song boys, cantateci una canzone, ragazzi. Allora loro cantano Tipperary, it's a long way to Tipperary, it's a long way to you, ecco, quella cosa lì, ecco. Durante questa cosa, questa piccola parentesi retorica, insomma, succede che uno dei due cacciatorpedinieri, il Matsu, si avvicina immediatamente alla nave colpita, mentre il Sakaki, l'altro, si interpone tra il Transilvania e il sommergibile perché vedono il periscopio. A causa, però, c'è un mare terribile, probabilmente si erano messi in viaggio anche grazie perché c'era un mare terribile, facendo conto di sfruttarlo, ma i sottomarini, sapete, stanno sotto e non ne importa nulla C'era vento fortissimo, condizioni del mare, percorso una corrente molto forte. Il cacciatorpediniere spara contro il sommergibile e anche dalla nave, che pur essendo civile aveva in dotazione un cannone da 75 mm, sparano verso dove immaginano sia il sommergibile. E era trascorsa mezz'ora dall'inizio dell'attacco, quando alle 11:39 l'U-63, che in realtà si era avvicinato ancora di più al Transilvania, arrivando a una distanza di circa 350 metri, lancia un altro siluro, a questo punto a colpo sicuro perché è a quella distanza lì, e colpisce di nuovo la fiancata sinistra, cioè è rimasto sempre dallo stesso lato. Il Matsu, che aveva affiancato il Transilvania nel frattempo per favorire il trasbordo delle truppe, si ritrova ed era quindi ormeggiato, legato con le gomene si trova costretto a tagliare gli ormeggi e a fare macchine indietro tutta, no? E quindi ovviamente tutti i marinai nel frattempo finivano in mare, insomma, ecco. Il Sakaki, che è quello che era libero, che stava lavorando sul sottomarino, si diresse verso il periscopio, che a questo punto ancora aveva visto, per tentare di speronare direttamente il sommergibile, ma quell'altro è. Il capitano Otto Schulze affonderà 56 navi durante la guerra, farà il contrammiraglio nella seconda guerra mondiale e morirà nel suo letto nel 1966, quindi lui se l'era cavata, dall'altra parte faceva il suo mestiere, insomma il suo dovere anche lui. A questo punto il sommergibile si allontana. E quindi non resta che raccogliere i naufraghi, solo che nel frattempo la nave non era fuori controllo, ogni tentativo di avvicinarsi e di calare le scialuppe faceva sì che le scialuppe venivano schiacciata tra il cacciatorpediniere e la nave, un disastro colossale. Solo 270 persone, comprese tutte le infermiere, erano a bordo delle scialuppe che erano riuscite a liberarsi. Nel frattempo, dall'alto di una collina dove c'era la villa dei marchesi De Mari, vedono la scena come la vedono nella stazione semaforica di Noli, che è un comune un po' più in basso. Quindi sollecitano l'intervento delle autorità a Savona, escono in mare anche 2 cacciatorpedinieri italiani che si chiamano Corazziere e Garibaldino, più 2 rimorchiatori. Escono in mare, nonostante le condizioni assolutamente proibitive, anche delle 4 barche di pescatori che tireranno su 22 naufraghi, anche loro, anche se non riusciranno a tornare nel porto da dove erano partite, tanto forte era la corrente. Alle 12:20 il Transilvania inizia ad affondare colando a picco dopo essersi spezzato in 2 tronconi, e alle 12:35 affonda di fronte all'isola di Bergeggi e come ho detto il 7 ottobre 2011 a 630 metri di profondità i carabinieri sommozzatori l'hanno trovato, il relitto, probabilmente ha dentro diversi centinaia di vittime, diciamo così.
e vengono tratte in salvo comunque 3.000 persone, quindi un bel numero. Ecco, questo è lo stato in cui si presenta il Matsu, vedete è completamente pieno di gente, vedete una delle scialuppe schiacciate che la si vede chiaramente lì. Quindi arrivano quattro cacciatorpedinieri, ciascuno che normalmente a bordo c'ha 100 persone, stracolmi, eccetera. I morti sono circa 400, qualcosa più di 400, e però solo 89 corpi sono stati rinvenuti, e quindi probabilmente una buona parte sono ancora lì. Questo lo dimostra il numero di sepolture che si trovano tra la Riviera Ligure, il Principato di Monaco, la Francia e perfino la Spagna, dove sono sepolti tutti quelli che sono stati trovati via via portati alle correnti, quindi era una giornata proprio una giornata diciamo così. Ecco, e come fu rilevato sia dai britannici che dagli italiani, si legge anche nei come si dice, quegli articoli di giornale, grande rilievo hanno avuto i giapponesi, che hanno ricevuto encomi da tutte le parti, soprattutto dall'ammiragliato. Ma volevo ricordare che 24 dei 29 pescatori che parteciparono al soccorso ricevettero dal governo britannico una medaglia d'argento con l'effigie del re Giorgio V nel 1919. Poi qui il governo britannico mette questa lapide, che c'è ancora, sul promontorio di fronte all'isola di Bergeggi, e che ricorda insomma il nome del popolo britannico nei gloriosi morti, eccetera. Il comune di Spotorno dedicò alle vittime un monumento che purtroppo fu distrutto per ordine del governo fascista nel 1936, quando ci furono le sanzioni, e quindi una roba inglese non doveva potersi, insomma, un po' stupidina questa cosa, insomma. Comunque questa è una cartolina del 17, quindi del 19, quando fu eretto il monumento, ecco. E questi sono i giapponesi che sfilano il giorno della cerimonia dei funerali, diciamo così, e quindi anche loro hanno partecipato. Questo è il manifesto in inglese e in italiano con cui il sindaco di Savona saluta tutti gli inglesi, che sono poi altre navi li vanno a recuperare e che partono, diciamo così. E anche questa è interessante. Poi qui io volevo farvi vedere, fermiamo di nuovo, cosa succede quando si è silurati. E quindi perché per avere un'idea di contesto, allora io vi faccio vedere l'affondamento brevissimo della corazzata Saint-Istvan, cioè Santo Stefano, la corazzata austro-ungarica fondata da MAS italiani, sempre qui i siluri, che ecco, qui ci sarebbe anche un po' di sonoro, ma insomma non ha importanza. Quello è un MAS italiano, ma quello che ci interessa è sempre quello del lanciasiluri. E cosa succede? Eccola qua, è stata silurata, e vedete che la nave non c'è niente da fare, entra acqua, molto calmi sul ponte, forse pensano di poter durare più di tempo, buttano in mare degli attrezzi per il salvataggio, però vedete che è sostanzialmente calma la situazione sul ponte. Ci sono anche delle belle scialuppe che non so se fanno in tempo in realtà, perché in realtà è molto veloce, vedete già alcuni hanno capito e si buttano in mare, vedrete. Poi questo è un montaggio un po' strano, torna indietro e ci rifà vedere la stessa scena di prima, ma insomma a un certo punto imbarca acqua. La situazione è molto pericolosa in quel caso, perché le macchine sono in funzione e quando vengono in contatto con l'acqua potrebbero anche esplodere. Non succede nel caso, però a un certo punto cappotta completamente, e se qui si è ribaltata completamente. Ci sono ancora dei marinai sulla chiglia, vedete che si buttano giù, è abbastanza impressionante. E vabbè, così è andata a finire, insomma. Questo era per contestualizzare che succede quando si è silurati. E qui vabbè, è successo, probabilmente adesso non lo so come è andata con i morti e feriti della Santo Stefano, insomma. Allora, qui diapositiva corrente, andiamo alla prossima. Ecco, vabbè, qui ci sono i rilievi del comandante dell'U-63, vabbè. Ecco, qui volevo farvi vedere come facevano i sottomarini a informarsi, i sommergibili a informarsi
delle cose, no? Perché non c'avevano radio, eccetera, no? E vedete che in questo caso, questo è l'U-35 che riceve informazioni da un idrovolante, e questo è l'U-36 fratello, che qui sono al largo delle Bocche di Cattaro, dove c'è la principale base di sottomarini, c'era anche a Pola, ma insomma, comunque sì, o tornando a terra o informati da navi o da aeroplani, questa era la modalità. Poi abbiamo un'altra vicenda che coinvolge i giapponesi. Uno dei due valorosi cacciatorpedinieri che aveva lavorato alla difesa del Transilvania, il Sakaki, viene a sua volta silurato poco dopo, un mese, 40 giorni dopo circa, al largo di Creta mentre faceva la sua attività. Insomma, viene silurato da un sottomarino sommergibile austro-ungarico, l'U-27, comandato da il capitano Robert Teufel von Fernland, che si trovava nella sua attività di caccia nella zona di Creta. In questo caso vedete che il giornale Corriere della Sera nella parte finale ricorda, perché questo aveva creato veramente un certo rilievo, il fatto che questa nave fosse quella che si era ben portata nel caso del Transilvania, ecco. Quindi questo qui ricorda, cioè dà l'idea, ecco, questo è l'U-27 in cantiere e di fronte alle Bocche di Cattaro. Sono delle macchinette piccoline ma pestifere, i sommergibili di quell'epoca. Ecco, e qui abbiamo il punto di vista austriaco. Questo è un ritaglio del quotidiano viennese del pomeriggio, Neue Freie Presse del 18 giugno, e qui io ho sottolineato, quello che ho sottolineato dice battaglia di sommergibili con cacciatorpediniere Zerstören, li chiamano, giapponesi nel Mediterraneo, il Mittelmeer, il mare di mezzo sarebbe il Mediterraneo. Cerchiate, vi ho cercato 3 parole per farvi capire che stiamo parlando proprio di quello, c'è la parola Sakaki, torpedo, lo siluro, e Transilvania, perché anche loro riconoscono con onore che questi qui sono. Beh, ma mentre il Transilvania ha 400 morti su 3.500, qui siamo al 66% delle perdite, cioè su 92 imbarcati, circa 60 muoiono, compreso il comandante che si chiama Taichi Uehara, probabilmente a causa dell'esplosione della sala macchine. Però non affonda diavoleria qui, così ridotta arriva fino, o viene trainata fino al porto di Suda a Creta, e viene anche riaggiustato e rimesso in linea, ovviamente più tardi, non si butta via niente. Vedete in che stati è ridotto, proprio l'esplosione è proprio vistosa, centrale nel problema della sala macchine. I giapponesi poi a Malta, nel cimitero navale di Calcara, hanno fatto un sacrario, un piccolo sacrario dove sono sepolti i marinai giapponesi, e viene visitato nell'aprile del 21, quando l'allora principe ereditario Hirohito farà un viaggio in Europa. Ironia della sorte, questo sacrario viene distrutto, questo è nuovo, diciamo, ricostruito, durante la seconda guerra mondiale nel corso di un bombardamento tedesco che lo rade al suolo, e quindi poi viene ancora ricostruito. Adesso vi farei vedere sempre l'ultimo filmino per farvi capire come si muovevano i cacciatorpedinieri, perché voi capite che sono navi relativamente basse, abbastanza lunghe, e hanno una grande capacità di tenere il mare, ma operano in condizioni veramente drammatiche. Questi sono cacciatorpedinieri francesi, però siamo nel 17 e più o meno la tecnica, la tattica, i problemi, vedete che la forma è sempre quella che vi ho fatto vedere prima a colori della nave. I cacciatorpedinieri erano fatti tutti così, e vedete che
come affronta bene il mare, insomma, però è difficilissimo fare una caccia a uno che sta sotto, che non ha il problema della corrente, avendo questo tipo di ondeggiamento, insomma, eccetera. Ecco, quindi sempre per contestualizzare l'evento. Allora siamo quasi finito, non voglio annoiarvi ulteriormente. Sì, cosa sto facendo qua? Eccolo qua. Un po' il bilancio. Allora, devo premettere, per capire quanto strategico fosse il Mediterraneo e quanto urgente fosse per gli inglesi il presidio, basta pensare a questo: delle circa 12 milioni di tonnellate di naviglio che solo la Gran Bretagna perdette nel corso dell'intera guerra, pensate cosa c'è sotto acqua. 12 milioni di tonnellate, eccetera. Poco più di un quarto, quasi 3 milioni e 100.000 tonnellate, affondarono nelle acque del Mediterraneo. Soltanto tra febbraio e dicembre del 17, che è il momento acuto della guerra sottomarina, gli alleati subirono il 48% delle perdite dell'intera guerra. 2.566 navi, pari a 5.753.000 tonnellate di stazza. Nel mese di aprile del 17 le navi alleate affondate nel Mediterraneo totalizzarono 218.000 tonnellate, il 7% del totale complessivo. Vedete che in pratica, qui cosa c'è da dire? Vengono fatte complessivamente circa 348 missioni per 788 navi accompagnate, di cui soprattutto britanniche 644, gli italiani sono poco interessati, gli italiani stavano tutti dentro l'Adriatico e ricevevano dagli inglesi i rifornimenti, quindi erano gli inglesi. Degli inglesi sono state scortate anche navi da guerra, perché ovviamente la perdita di un incrociatore era considerata molto, molto pesante, quindi veniva al limite protetto anche una nave. La cosa interessante è che loro proteggono convogli per 70.000 soldati, ma, cosa interessantissima, raccolgono 7.075 naufraghi, cioè assistono in mare oltre 7.000 persone naufragate. La navigazione usano il 72% delle loro capacità operative, i giapponesi, contro il 60% dei britannici, il 45% dei francesi e italiani, cioè fanno, per capirci, 26 giorni al mese di missione e complessivamente fanno 6.000 miglia marine mensili, quindi si muovono. Questo costituisce per loro uno straordinario addestramento, cioè non l'avrebbero mai potuto fare nelle zone estremo orientali, dove la caccia sottomarino era una cosa molto più complessa, perché gli spazi sono talmente ampi che è quasi impossibile, quindi bisognava mettersi nello stretto di Aden, cioè in qualche punto, però le condizioni invece di uno spazio chiuso erano estremamente interessanti. Per loro è stato straordinariamente importante partecipare, anche se poi il loro ruolo non sarà stato, ovviamente non è stato decisivo, insomma, però è risultato importante. Quindi anche sul piano propagandistico loro, insomma, no? E anche sul piano propagandistico degli alleati, perché pensate che contemporaneamente entrano i giapponesi nel Mediterraneo, ovviamente gli Stati Uniti sono entrati in guerra nell'aprile del 17, quindi arrivano gli americani, e addirittura in Francia viene schierato un corpo di fanteria portoghese, cioè c'è un tentativo che era poi l'idea della Lega per la libertà contro la tirannia degli imperi centrali, e quindi c'è tutta una logica che prevedeva la pluralità degli interventi. Ecco, ho detto già prima che hanno visitato tutti i porti, che si sono fatti vedere, si sono schierati, non hanno fatto poi granché sul piano della distruzione dei sottomarini, perché io qua ne ho trovato uno che però è una presunta distruzione di un sommergibile tedesco da parte di una però non è vero, non ne hanno affondato neanche uno, o comunque non risulta. Ecco, però non ha importanza questo, perché è importante che tu porti il convoglio
al porto senza distruzione. Questo è quello che contava. Poi distruggere il singolo sottosommergibile era molto difficile, non era così, non c'erano radar, non c'erano diavolerie che adesso rendono tutto in qualche modo più semplice. Ecco, io qui chiudo questa cosa che è un po' strana, un po' curiosa, che ci riguarda marginalmente, perché ho trascurato di dirvi la diffidenza che la diplomazia italiana ha nei confronti dei giapponesi, che nel 17, mentre deve arrivare una missione, l'ambasciatore, sì, il nostro rappresentante allora a Tokyo, non era l'ambasciatore del Carcato d'affari, dice: mi raccomando, non fategli vedere niente di particolarmente riservato perché copiano tutto, ecco, però voglio dire, anche quello era un pregiudizio, perché in realtà noi gli alleati dai giapponesi comprarono in quel periodo moltissimi armamenti, cioè i giapponesi tra varie cose hanno lavorato anche producendo armamenti per tutti gli alleati, insomma, ecco, quindi insomma era un modo un po' strano di... Poi un'altra cosa, c'è un caso strano, no? Perché tra i prigionieri austro-ungarici che prendono i giapponesi ci sono degli irredenti, cioè 13 di questi, probabilmente marinai della Kaiserin Elisabeth, perché sono in genere erano marinai spesso gli italiani che facevano parte della marina, ecco, e quindi erano questi, c'è il rappresentante italiano a Tokyo che fa una geremiade come trattavano male i prigionieri. Ovviamente lui probabilmente non era informato del trattamento che veniva riservato dagli italiani nell'isola dell'Asinara ai prigionieri austriaci, cioè voglio dire era un periodo che non è che... Però in realtà paradossalmente i giapponesi della prima guerra mondiale, non quelli della seconda, risultano in realtà, per quei pochi prigionieri che hanno avuto, non aver fatto nulla di particolarmente... è un po' questa cosa della diplomazia italiana, non ho trovato poi nessun altro aggancio. Lui dice: guardate, io ho dovuto intervenire per salvare questi qui dalla prigionia, eccetera. Però in realtà ci sono degli studi anche moderni, proprio recentissimi, sui prigionieri di guerra della prima guerra mondiale, e avranno preso 2-3 mila prigionieri giapponesi in tutto. In realtà loro, per esempio, si preoccupano moltissimo quando liberano dei prigionieri. Per esempio, quando invadono la Siberia nella prima fase della rivoluzione russa, no? Invadono la Siberia, loro liberano da un campo di concentramento dei prigionieri ottomani che sono stati presi dai russi nel Caucaso e sono finiti in Siberia, poveretti. E quindi questi che dal 14 al 18 sono stati in Siberia sono liberati dai giapponesi, che non hanno nulla da dire coi turchi, no? Allora cosa fanno? Si preoccupano, li mettono su una nave e li portano fino ai Dardanelli, dove vengono respinti dai greci che non vogliono che i turchi... Ecco, per cui lì ci vorrebbe un'altra conferenza, tutto quello che succede con la squadra navale che rimane oltre il 18 nel Mediterraneo e fa diverse esperienze, compresa questa della situazione terribile della Turchia, che è inizialmente occupata da vari potentati, dagli inglesi, dai francesi, dai greci, anche qualcosa dagli italiani, eccetera, e che non si capisce chi comanda, cioè, e quindi hanno una vicenda anche lì, compresa questa cosa piuttosto imbarazzante, perché poi devono consegnare questi prigionieri agli italiani, e quelli li mandano all'Asinara. Quindi questi poveretti di ottomani che erano finiti in Siberia, liberati dai giapponesi, portati di fronte a casa e mandati via, finiscono ecco. E con questo chiudo davvero.